I Cranberries, Sì, Tomorrow. la nuova canzone dei Cranberries, Dolores O'Riordan. È tornata con il gruppo? Vabbè. C'è un po' di messaggi da leggere riguardo l'argomento di oggi, che ve lo ricordo è il seguente. Come vivreste un giorno intero diventando del sesso opposto? Vabbè, dai, non è così bassino, dai, no. C'ha la maga su due bonsai, però Dai! c'ha la maga dei bonsai, magari l'altarella c'ha un due bonsai. Dai, sto scherzando. Sto scherzando. Ma poi dico, l'avete lasciato in piedi, datacelo un seggiolone a Pippo 89. Ah, sei in piedi? Dai, un seggiolone. Ma dai. Che ridi tu, Torietta? Siamo sfasati, come va? Sono Andrea Tortellino, Nendere meno. No, Andrea Tortellino, no! E da un bel po' che non rompo, scrivo. Dice no, che non rompo, tra parentesi scrivo. No, che non rompo, stava bene lo stesso, ci bastava. Ciao Andrea, fatti vedere ogni tanto. Ciao ragazzi, sono Ale da Paternò. Io diventerei omosessuale perché sono pazzo per le donne e senza di loro non potrei stare. E vabbè, pignonno. Senti, lo inquadri che mente sapendo di mentire? Ma chi? Inquadra la sua faccia, la sua, quando ha detto vienici a trovare qualche volta. Dai, per Andrea Tortellino. Andrea Tortellino, vienici a trovare qualche volta. Oggi ragazzi più persi del solito, se fossi maschio tutti il giorno sull'Harley Davidson. Oggi sono arrivati in ritardo, siccome oggi ho avuto un piccolo ritardo, visto che sono arrivato tipo a mangiorno e mezzo più o meno. Così, la telecamera oggi in mano ce l'ha Pippo 89, che dopo vi farò vedere. Si vede perché la ripresa è fatta dal basso verso l'alto. Esatto, Ecco. Perché sei arrivato in ritardo? Perché oggi ho dovuto prendere mia sorella a scuola, ma c'era la macchina non me la stava buona. Quest'uomo si chiama Tony Etna, è un appassionato di vulcani, soprattutto del nostro vulcano, del monte Etna, e l'altro giorno, per quella spettacolare eruzione che c'è stata, che ha visto un fuoco, un trentino, un fuoco si vedeva domesso, poi c'era popolato per globo, Idro stava dormendo. Ci sono fotografie fatte di cane e pocci, un telefonino, macchine fotografiche professionali, gente che ha potuto aspettare su service per fare le riprese e io dormiva. Tony Etna dormiva. Mi ero anche ritirato alle 4:30 per quella quale notte. motivo che non siamo anguzzino? Lascia fare. Domanda ultima, stai vedendo un capitano Samson? Pare il giocatore Paolo Rossi via, pare Paolo Rossi mi sono contrario. Lana Rossi Vicenza. Vieni qua Pippo, vieni qua, ti faccio vedere bene come si trova a fare in questo momento, è in sala regia, sta controllando che tutto vada bene. Oh, Pippo 89 alla telecamera e si vede! Inquadrature dal basso! Questo è il microfono con la scritta RSC, il logo. Fu il primo ad arrivare negli E intanto in sottofondo c'è un vecchio Giovannotti del 1992. Scusa, che è il fondo della Perugina? Sì. Mi guarda? Questo è il logo della Perugia, della Ferrero, che cos'è? E adesso mi sa che Pippo 89 ve lo dobbiamo anche fare vedere, perché voi volete sapere di chi è la colpa di tutti quei messaggini dannifici che arrivano. Ma anche il merito di tutte le sigle. Le sigle. Chi è che ci ha dato tutte quelle sigle? Pippo 89. Attenzione, non è solo colpa mia. E anche colpa del papà. No, di mio zio. Ah, dello zio. Oggi hanno fatto il figlio e non l'hanno pagato. Non è che erano. Mimmo 71. Salvo dice: ciao Maria Peppe Formosa, se per un giorno sarei, giustamente, una donna, dice vorrei provare a capire come fanno ad avere la testa sempre nello shopping. Un saluto ad Angelo Vallelata e Claudio Vacca, da Turi Petti Pollo, cioè tutta una razza su. Ma tu immagina tu a Fabio Femmine che vai in giro con la corolla a champagne, ma soprattutto con i pizzo, è una cosa terribile. Ma che c'entra? Se mi trasformo torgo anche il pizzo. No, ti del resto, pizzo no, ti del resto. Se ti trasformi in donna diventi biondo, che hai capito, da Raffaella Carrà, però con i pizzo, capito? Oh, siamo pronti a superare il 13.000, a fare il giro di boa. Che miseria. Non c'è il quello giro di boa, non c'è a boa. Però dai, il giro di boa. Perché travagliare con lui? Non lo so. Il giro di boa. Vabbè, Cristiano Di Stefano, sei libero. Se io fossi donna vivrei un giorno intero godendomi l'assoluto vuoto mentale, non pensando quindi a nulla. Hai capito? Come quella battuta sulla Statua della Libertà che non si sa se è uomo o se è donna in realtà, no? Perché ha un viso, una corporatura che potrebbe andare bene sia per l'uno che per l'altro. Sì. Tutti pensano che però sia una donna, perché dice che ci giocava una testa legge per fare il suo ristorante, capito? È una battuta. Sarebbe bello sapere cosa fareste voi due. Grandi bacio. Io vorrei capire che cos'è avere il ciclo. Ecco, se lo vuoi sapere, ecco, vorrei sapere questo.
Tu? No, e soprattutto per capire tutto sto po' Anche di perché stress. un giorno solo dico, quello. insomma, Se fosse anche- un bel periodo vorrei Ah. provare la maternità, quello Sì, esatto. senza tu. Un giorno solo. un Quantomeno vorrei giorno capire. per poter essere giustificato se ti incazzi, se sei nervoso, /nervosa, eccetera, Ecco. eccetera. O il ciclo. E sei Dunque, tranquillo. perfetto, vabbè. Ci sono queste espressioni che sono ormai in disuso. E allora all'atere c'era del battente, sì, sì. questa cosa, era Allah do battente. È bellissimo. C'era anche le mani dal caliatore, c'erano Vero. tante di queste cose. Avevo le carine. mani al caliatore, giovanotto, oppure vedevi uno vicino al muro fare pipì, e sta cosa che è le mano. Bellissimo. Poi Salvo dice: facendo quello che le donne di oggi non fanno mai, darla. Riccardo dice: ovviamente prima a casa di amica a suggerire biancheria intima, i vestiti per uscire e poi fare un giro a fare scandali. Insomma, farei tanto danno. Oh, bene. Avviciniti. Lo senti reality? Sì. Il tempo delle mele. Sai qual è la versione catanese di Il tempo delle mele? No. Si fici unifico. Che ricordiamo che all'interno della Catalla, dentro e fuori, le minchiate, e basta le dico io, le minchiate che fanno ridere le dice lui. Da chi ha bessato? Sta pensando al periodo del tempo delle mele, i cheatster, il cinema Alfieri. Cos'è cambiato da allora? In che senso? Non lo so, in tutti i Il sensi. tempo delle mele. Frigiliano magari i mele. Non ci sono più. I mele ficino i vermi ormai. Questo tunnel mi ricorda tanto un autobus. E ti da questo lato? Mi sembra il miglio verde. È il miglio verde, ah! Oppure direttamente da dietro. Avevo Fiorentino che c'è capo. Avevo testa! Non si parla con la testa. Ossola! E ci basta da Piazza Alessandro, chiesa. Minchia classico. Senta, sulle scale. Senta. ...40 secondi. Se fossi uomo farei quello che faccio adesso, che sono donna, Maria Assunta da Catena Nuova. Se fossi donna farei quello che oggi fanno tante altre, cioè rompere le scatole da mattina a sera e darla ai pezzi grossi per fare carriera senza faticare troppo. Un saluto a tutti, buona giornata e viva la patata. Viva la patata, Carlo P. Vabbè, dai. Io concluderei con la patata a questo punto. A dai. questo punto Lascerei effettivamente. proprio questo. Invece, come sigla di oggi, per chiudere, sei pronto? Sono pronto, Sei pronto? una bella sigla che... Vado? Sì, Vado? sì, Vado, sì, vado, sì. A domani alla Catalla. Ciao Fabio. Giuseppe! Ciao Tonietta!